Giovedì 23 maggio 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Bellun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepa ci accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Ecco come si apre quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano riguarda la politica in Veneto. Questo è un sondaggio del Corriere delle Alpi. Meloni prima nord-est, a 2 settimane dal voto. Il sondaggio SVG per i giornali del gruppo NEM, il Carroccio stimato al 10,2%, Forza Italia noi moderati al 9,4%. Forza Italia avvicina la Lega, il PD guadagna 2 punti rispetto alle politiche, sale anche il Movimento 5 Stelle. La foto di copertina ci porta nell'Ongaronese, il giovane maschio goloso di miele si è spostato nell'Ongaronese, si parla dell'orso, in questo caso l'orso saccheggia 3 arnie a Faè, trovata l'impronta di una zampa e il plantigrado ha lasciato Zoldo dopo 2 predazioni. Vediamo appunto in questo scatto le arnie distrutte, saccheggiate da questo orso. L'approfondimento di De Barba, pagina 25. Nelle cronache, tragedia in Val Fogarè, precipita per 50 metri, muore escursionista. Mattias Peter Koch, 57 anni, era partito martedì mattina da Bolago e avrebbe dovuto raggiungere in serata l'ostello della Valle Imperina. La moglie, non vedendolo rientrare, ha lanciato l'allarme. Nella notte ritrovati felpa e soldi in un corso d'acqua. Ieri mattina rinvenuto il corpo. L'approfondimento di Contento a pagina 16. Allarme della Lilt, sigarette elettroniche a rischio i più giovani, il vicepresidente Spiridione della Lucia. Queste sigarette creano una forte dipendenza da nicotina. Sabato volontari dell'associazione SERD e Pneumologia in Piazza dei Martiri. L'approfondimento di Dallanese a pagina 20. Belluno, arrivati 21 migranti nell'ex scuola di Orzès, trasferiti da Lamon, hanno trovato sistemazione nella frazione di Belluno. Corsa contro il tempo del comune per trovare un alloggio ai migranti ospitati a Cavassico di Borgo, Valbelluna. L'approfondimento a pagina 17. E sempre per quanto riguarda la provincia di Belluno, in questo caso le Olimpiadi Milano Cortina 2026, fondi di confine, i soldi per la gestione del Bob. L'approfondimento di Aliprandi e Dalmas lo troveremo a pagina 14 e a pagina 15. Queste dunque le notizie che troviamo in prima pagina, i richiami dalla prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso al Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano riguarda proprio quella appena letta poc'anzi sulla prima pagina del Corriere delle Alpi, ovvero Bob e fondi di confine, è polemica. Spunta un accordo per prelevare 1,5 milioni di risorse da destinare per 20 anni alla manutenzione della pista. Reazioni di sorpresa e rabbia prima di Del Bianco del PD e poi di Dario Bond, presidente del Fondo Comuni di Confine. Non sono stato informato. Per 20 anni il mantenimento della nuova pista da bob Eugenio Monti di Cortina d'Ampezzo verrà finanziata dai fondi dei comuni confinanti, 1,5 milioni all'anno per farlo funzionare per circa 8 settimane all'anno. E scoppia la rabbia del presidente del Comitato Paritetico Fondi di Confine Dario Bond, che fino a ieri era all'oscuro di tutto. Di questi espropri proletari fatti al territorio farei volentieri a meno. Se così non fosse, i fondi dei comuni confinanti, la sigla è FCC, dovrebbero cambiare nome e chiamarsi Bancomat, e comunque questo accordo così com'è non è proponibile. L'approfondimento di Santin lo troveremo a pagina 3. Foto di copertina, maltempo, tragedia in Val Fogarè, soccorso riuscito sul Maè, torrenti in piena, un morto, donna salvata dai pompieri. Nella foto il tedesco Mattias Peter Koch, morto nella zona di Sedico per aver affrontato un sentiero pericoloso, forse costretto dall'impossibilità di guardare un torrente, sopra il salvataggio di una donna da parte dei vigili del fuoco ieri sul Maè. Gli approfondimenti di Bonetti a pagina 9. Sicurezza nelle sagre, vigilante in azione in tutta la provincia, la CSS Consulting, già attiva da Melere, Aiper, ha convinto tutte le 66 pro loco. E ancora dal Tribunale di Belluno, niente udienze se non chiude l'ufficio del giudice di pace. Longarone da Val di Zoldo a Faè, l'orso cacciatore di miele ha lasciato numerose tracce. L'approfondimento di Vecellio a pagina 6. E ancora altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. San Nicolò ritrova buono postale del 62, adesso vale 210.000 euro.
Silvestro del Bolfo, classe 1958, originario del piccolo paese comeliano residente a Cernobbio Como, stava frugando tra i documenti della vecchia casa di famiglia a San Nicolò di Comelico quando si è imbattuto in un titolo antico risalente agli anni 60. L'avevano acquistato a 10.000 lire, ma il valore degli interessi è lievitato, così si è rivolto all'associazione Giusta Italia per riuscire a incassarli. L'approfondimento di Toscania, pagina 11. Giro d'Italia, la carovana oggi passa anche nel Feltrino, gli approfondimenti da pagina 5 a pagina 6. E ancora 2 professionisti da Moena e San Vito all'ufficio tavolare di Cortina, grazie alla banca sponsor. L'approfondimento di Dibona, pagina 12. Cultura, nell'ultimo libro di Zero Calcare, le sue origini feltrine di Serene. L'approfondimento di Gabrieli a pagina 14. E ancora, verso le elezioni, Celeste Levis, io non voto così arriva il commissario. Nuovo episodio della contrapposizione con Padrin, l'unico candidato nel comune di Longarone alle prossime amministrative, mai citato ma pronto a replicare, non ha argomenti e non ama il nostro territorio. L'approfondimento di Santin a pagina 6. Addentriamoci quindi all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno, siamo a pagina 2, manca metà del personale, giudice di pace, l'ufficio è chiuso, l'unica funzionaria della sede di via Tasso deve sostituire la collega in aula, oggi quindi la cancelleria non aprirà. Gli avvocati da giorni in stato di agitazione, il presidente Tormen pronti a fare delle manifestazioni. E a proposito del tribunale, codice rosso dopo la violenza in casa, poi il processo Serena va rifatto. È l'effetto riforma della magistratura, le vittime dovranno rivivere l'esperienza della testimonianza difficile in aula. E adesso la notizia che ha aperto con polemica questa edizione del Gazzettino di Belluno, siamo a pagina 3. Bob, non toccate i fondi di confine. La rabbia del presidente del comitato paritetico Dario Bond, che solo ieri ha appreso dell'accordo per la gestione della pista Monti con quelle risorse. Informato dalla stampa, ma è normale, e poi quei soldi non si possono usare per spese correnti. Questa è la dichiarazione di Dario Bond. La delibera, 8 soggetti per il periodo post-giochi, la legacy della futura pista da bob di Cortina sarà garantita da un gruppo di 8 soggetti istituzionali, dalla Regione al Comune di Cortina alle federazioni, che con uno specifico accordo di programma si sono impegnati ad assicurare la copertura di un eventuale deficit nella gestione economica dell'impianto. Lo spiega una delibera approvata dalla Regione e pubblicata sul BUR. Il costo di gestione ipotizzato per lo Sliding Center, che sorgerà sulla ex Eugenio Monti, è circa 1 milione di euro all'anno. Prima dell'accordo c'era una lettera di intenti firmata da Regione Veneto, Comune di Cortina, Provincia Autonome di Trento e Bolzano. Ora si aggiungono la provincia di Belluno, la Fondazione Cortina, la Federazione Italiana Sport Invernali Fisi e la Federazione Sport Invernali Paralimpici FISIP. Tutti soggetti che si impegnano a contribuire alla vitalizzazione dello Sliding Center per 20 anni dopo i Giochi 2026. Lo Sliding Center sarà in mano alla cortinese SEAM, società impianti Ampezzo, controllata al 100% dal comune che già gestisce lo stadio del Ghiaccio. Monumento dell'Artigliere, via Restyling, siamo nel capoluogo, il presidente di sezione Costante Fontana, per noi un simbolo fondamentale, il restauro terminerà il 4 di dicembre. E ancora battaglia contro il fumo, bellunesi in forte ritardo smettono a 50 anni, l'Ilte Usla Dolomiti sabato in piazza per la giornata senza tabacco, cresce l'uso di sigarette elettroniche. Siamo a Feltre, immobili comunali all'asta, ceduto solo un appartamento, nonostante le strategie messe in atto i beni rimangono ancora nel cassetto, l'ex pescheria sotterranea tra via Roma e Campo Giorgio rimasta ancora ignorata. Notizia di spalle, sempre da Feltre, pista ciclabile Feltre Busche in consiglio, si parlerà anche dell'incrocio di Zermen con la statale 50. Feltre, la città si veste di rosa, la carovana del Giro oggi sosterrà davanti alla Clivet, sarà presente il campione Ivan Basso che illustrerà ai presenti la tappa. Spostiamoci a Longarone, gli artigli dell'orso goloso distruggono le arnie a Fae, terza predazione in una settimana, il ladro di miele ha lasciato un'impronta, monitoraggio della polizia provinciale con fototrappole, analisi e sopralluoghi. L'esemplare ha preso l'abitudine di visitare gli apiari nell'area bellunese, potrebbe andarsene o cercare ancora. La politica, Longarone, Levis non voterò, Padrin poco presente e arriva la risposta a parole di chi scappa. L'attacco, cambiano gli orchestrali ma i direttori sono gli stessi, la continuità non porterà bene. Questa è la dichiarazione di Celeste Levis che è stato candidato sindaco in passato. La replica, invocare il commissario mi pare triste, chi vuole amministrare può farsi una lista e candidarsi. Questa è la risposta appunto di Roberto Padrin che è stato sindaco per 3 mandati e chi si ricandida per il prossimo mandato, l'unica lista in questo caso nel comune di Longarone.
Un inserto del Gazzettino di Belluno dedicato al Giro d'Italia che ovviamente interessa anche la provincia di Belluno. Noi continuiamo con pagina 11 del Gazzettino. Il fatto curioso, il fatto in questo caso ricco, ritrovano un buono postale del 62, vale 210.000 euro. Silvestro De Bolfo dovrà cercare di riscuoterne il prezzo maggiorato. Al momento dell'acquisto il documento mai riscosso valeva appena 10.000 lire. Agordo, Selva Moretti in tour il nostro programma. Oggi presenterà la lista Agordo insieme in Sala Don Tamis, notizia che in questo caso interessa le prossime amministrative ad Agordo. E sempre da Agordo, Luxottica, shuttle mattutino ripristinato per i dipendenti. Con medico superiore è posticipata la chiusura a Sega di Gon. I lavori aspetteranno maltempo e Giro d'Italia, aggiunti i presidi 118 e i vigili del fuoco. Siamo a Cortina con pagina 12, l'ufficio tavolare è stato potenziato grazie alla Rurale 2 assunzioni. I mondiali di sci e le pratiche relative ai prossimi giochi hanno praticamente raddoppiato i lavori al catasto. Calazzo di Cadore, Letizia Bellina sul podio, la ragazza ottico da premio e ancora da Cortina dallo scoramento per l'infortunio alla divisa azzurra. Marco De Zanna, come Lampezzana Ambre Pomarè, è stato convocato nella nazionale di sci alpino. Queste quindi le notizie che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi. La prima notizia riferita al bellunese la troviamo a pagina 14 ed è quella trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno come prima notizia messa in risalto, ovvero la pista da bob, tutti i costi a carico dei comuni per i prossimi 20 anni. L'accordo di programma cambia le regole dei fondi di confine senza dare cifre. Bond, il presidente appunto del Fondo Comuni Confinanti: non siamo un bancomat, va fermato. Padrin, presidente della provincia, convoca i sindaci. La delibera approvata dalla Regione Veneto e dal Comune di Cortina. Palazzo Piloni non può dare l'ok finché il Parlamento non cambierà la legge, ma dovrà farlo alle nostre condizioni. Questa l'ulteriore dichiarazione di Dario Bond, che appunto guida il comitato paritetico del Fondo Comuni Confinanti. E il PD attacca e darà battaglia, furto ai danni dei bellunesi, del bianco, quelle risorse servono allo sviluppo del territorio. Perenzini ricorda una delibera contraria, non c'è trasparenza. Le indagini in Lombardia, bufera su Milano Cortina 2026, aperta un'inchiesta sulle assunzioni fatte dall'amministratore delegato Novari, il personale della fondazione al vaglio della procura, riflettori sui contratti Vetria e sugli sponsor tecnologici. L'approfondimento vi aspetta a pagina 15 del Corriere delle Alpi. E adesso la tragedia, siamo in Val Fogarè, trekking tragico, muore un turista, è caduto in una forra da 50 metri. Mattias Peter Koch, 57 anni, era partito da Bolago e avrebbe dovuto raggiungere la Val Imperina. Emergenza umanitaria, pagina 17, Orzessa, arrivati 21 migranti nell'ex scuola, il tempo stringe per gli ospiti di Cavassico, trasferiti gli stranieri che erano alloggiati alla Mon, comune e prefettura alla ricerca di una soluzione per Borgo Valbelluna. Il presidente della Coop integra: abbiamo ancora 4 posti liberi. Diocesi di Belluno Feltre, lavori in corso nella cattedrale, sarà rifatto tutto il presbiterio, partito il restauro del pavimento, poi si passerà ad altare, ambone e cattedra. I confessionali saranno nuovi e verranno posizionati nella controfacciata ed ecco alcuni scatti dei lavori di restauro e di ristrutturazione della cattedrale di Belluno. Piazzale Stazione, gli artiglieri esultano, sarà restaurato il loro monumento. E continuiamo ancora con pagina 19. Qual è la tua colpa? Il miglior inedito, Roberta Gallego vince la gara di Radio 1. Il palcoscenico di Plot Machine per il nuovo romanzo della magistrata. La storia di Dori adesso attende un editore. Pagina 20, la prevenzione, allarme e sigarette elettroniche, l'ILT a rischio i più giovani, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. E continuiamo invece con pagina 21, Lamon, striscione antidiga sul comune di Lamon, oggi il transito del Giro d'Italia in centro, ieri la tappa in terra trentina con qualche slogan inquadrato dalle telecamere. Il sindaco Macagnan, giusto manifestare la contrarietà al progetto sul Vanoi. Siamo a pagina 22, Feltre, rifiuti, secco indifferenziato conferito con la tessera ai cassonetti con cestino. È in corso la sostituzione dei contenitori con la calotta, una volta a regime la chiavetta verde non servirà più. Basso Feltrino, vanno cambiati i giudici, il processo è da rifare in un caso da codice rosso. E ancora da Feltre, inaugurate alla Rocca le panchine rosse realizzate dagli alunni.
Siamo a pagina 24, Borgo Valbelluna, le case di riposo fanno rete, servizi diversi nelle 3 sedi, Lentiai avrà solo ospiti non autosufficienti, Trichiana si amplia e perde 10 letti, a Mel previsti 8 posti per garantire maggiore intensità di cure ai pazienti. Valbelluna Servizi ha già ottenuto gli accreditamenti e l'ok del piano di zona. Continuiamo con pagina 26, Soverzene, ponte e diga chiuso per un mese ma passeranno bici e pedoni. Al via dal 10 giugno i lavori di manutenzione disposti da Veneto Strade, il sindaco Burigo salvo il flusso cicloturistico all'inizio della stagione estiva. Alleghe arriva Dolomiti in Vespa, amanti dello scooter a raduno e ancora da Longarone verso le elezioni, Levis sceglie il non voto, rifiuterò la scheda, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Siamo a pagina 27, Cortina, cooperativa 30 milioni di ricavi, l'utile è a quota 404.000 euro, approvato dai soci un bilancio 2023 florido, a fine giugno l'inaugurazione del terzo piano rinnovato. Lorenzago, i totem dei ragazzi del Fermi decorano le vie del paese e ancora da Cortina, piazza ex mercato e panificio addirittura le progettazioni. Il sindaco Lorenzi sarà minimizzato l'impatto dei cantieri sulla comunità, 9 appartamenti, 51 posti auto interrati previsti con la riqualificazione. Continuiamo con Auronzo, casa dei servizi digitali, riaperto l'ufficio postale, Borca all'ex colonia la scultura musicale di Facchini. E dalla rubrica Cultura e Società, Conti, Mediomen a Sanremo, direttore artistico e conduttore per le edizioni 2025-2026, professionale impeccabile, al suo attivo ne ha già 3. L'intervista vi aspetta a pagina 29. Noi invece passiamo alla rubrica Giorno e Notte, 5 concerti all'alba seguiti da passeggiate e partenza con il Feltrino Canvas Acoustic Duo. Domenica il primo dei 5 appuntamenti proposti da Dolomiti Hub, a seguire escursione tra Val Carazzagno, Col de Stac e Lago di Corlo. Dallo sport e calcio Serie D, Dolomiti Bellunesi interessa a Bombergnago. L'attaccante del Treviso formerebbe una supercoppa offensiva con Marangon, il procuratore dei due è lo stesso. Calcio, terza categoria, troppo gemelle per la Dinamo, 7 gol per volare in finale. E questa sera alle 20.30 all'Orzes l'altra finalista uscirà dalla sfida fra il Piave e il Domegge. Pallavolo Serie 3, il Belluno riparte da Martinez, accordo raggiunto con il Libero. E ancora festa sorpresa per il presidente del GS Castionese, Enzo Bortotto, 80 anni a servizio degli altri, il fondo e sacrificio forgia il carattere. L'intervista di Ilario Tancon vi aspetta a pagina 35. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, alternanza di nuvole e rasserenamenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.